benvenuti a questo quarto e ultimo appuntamento degli incontri culturali della rassegna Portello Segreto. Portello Segreto è la sua nona edizione e, come sapete, è composto da diversi eventi, tra cui questi incontri culturali. Questa sera avremo ospite il professor Guido Bartorelli, che ci introdurrà nell'arte del Novecento a Padova, in particolare in quelle che furono le commissioni d'arte che volle l'università. La rassegna, come sapete, è stata sostenuta con il Comune di Padova, ma sono fondamentali anche le collaborazioni con tante altre associazioni del territorio, per esempio il Comitato Mura di Padova, l'Associazione Villeggiare, Sinergia Danza, il CAME, il Centro di Ateneo per i Musei, Nova Sinfonia Patavina, Delta Tour, il Centro Servizi Volontariato, il Liceo Selvatico, l'Associazione Progetto Portello, gli Amici del Piovego e diversi CRAL, tra cui il CRAL degli ospedali di Padova. Ringrazio tutti per il sostegno. Do appunto la parola al professor Guido Bartorelli, docente di storia dell'arte contemporanea presso l'Università degli Studi di Padova, e si occupa di avanguardie storiche, sulle quali ha pubblicato diversi volumi, ma soprattutto voi avrete sicuramente visitato la mostra che recentemente l'anno scorso è stata protagonista all'interno del Palazzo del Monte di Pietà, la sede della Fondazione Cariparo in Piazza Duomo a Padova, L'Occhio in Gioco, una mostra davvero molto affascinante, molto bella, che ha appunto curato il professor Bartorelli. Gli do la parola e lo ringrazio appunto a nome dell'associazione per la sua disponibilità e per farci scoprire l'arte del Novecento a Padova, in particolare grazie alle commissioni universitarie. Buona serata. Grazie mille, dottoressa Roberta Rigatto, per questa presentazione. Ecco, preciso, ero curatore assieme a altri 3 colleghi, cari colleghi psicologi che sono stati indispensabili per l'interdisciplinarità di quella mostra. Ringrazio l'associazione Fantalica, Portello Segreto, per avermi chiamato e stimolato su un argomento che trovo davvero molto affascinante, e voi tutti per esservi collegati e quindi essere qui a sentire quello che cercherò di dirvi. Ecco, allora dovreste vedere quindi la mia prima slide, Arte del Novecento a Padova, che ha per protagonista però come committente l'Università di Padova e le commissioni d'arte. Vi parlerò appunto di 3 periodi, uno molto noto, tra l'altro sono stati pubblicati già dei volumi, vi sto mostrando appunto, c'è il volumone Il Miraggio della Concordia a cura di Martanezzo, che si è proprio occupata della prima fase di queste commissioni, la fase che coincide con il rettorato di Carlo Anti, il rettore archeologo, rettore dal 1932 al 1943, e sempre su questo periodo pittori di muraglie a cura di Isabella Colpo e Paola Valgemigli hanno fatto un po' il punto su questa fase di commissioni. Vi parlerò però anche delle commissioni dell'immediato dopoguerra, sempre dell'università, e infine vedremo un qualcosa molto più vicino all'oggi, ci proiettiamo alla fine del Novecento, 1995, con il monumento Resistenza e Liberazione, cosiddetto, di Iannis Kounelis. Dico cosiddetto perché è un monumento che sarebbe senza titolo, ma poi alla fine è passato il titolo Resistenza e Liberazione. Quindi arriviamo fino alla fine del Novecento, ma vedrete che quel monumento di Kounelis dialoga con un feroce antagonismo proprio con le commissioni di Anti immediatamente precedenti la Seconda Guerra Mondiale. Partiamo, ecco, vi dicevo, è stato molto studiato questo periodo di commissioni che coincidono col secondo decennio del regime fascista, e vi parlerò solo di alcune cose, quelle che più mi servono per intrecciare appunto un percorso che arriva a Kounelis. E quindi partiamo proprio dal cortile nuovo al Bo, dove poi
più di 50 anni dopo verrà installato Cunellis. Eccolo qui, questa è una foto più o meno dell'epoca. Nel 1934, sapete, per l'architettura si indica come data la data in cui, in questo caso, il progetto ha vinto il concorso. Progetto di Ettore Fagiuoli, quindi non Eggio Ponti, l'architetto più noto, che si è occupato del Po, ma degli interni, perché l'architetto dell'esterno, perlomeno delle parti nuove, tra cui appunto il cortile nuovo, l'architetto appunto è stato Ettore Fagiuoli. E sotto il rettorato di Anti è stato abilissimo a avere un grande finanziamento da Roma, e quindi non solo ha risistemato la sede antica del Po, quella di Moroni, quella che fa appunto capo al cortile antico, ma ha anche aggiunto un intero corpo nel complesso del Po, incentrato proprio su questo cortile nuovo. Notate, forse non tutti sanno, che all'epoca è chiamato cortile littorio, segno dei tempi, cortile quindi littorio, e l'impostazione è un'impostazione che incarna, che si rifà proprio all'idea governativa di quel periodo di trovare un'identità per la nazione a cavallo tra il passato, quindi il radicamento nel passato deve permettere una proiezione nel futuro, e lo si vede proprio da questa architettura, dove ci sono degli stilemi chiaramente antichi. Pensate a queste arcate, questo viene dalla romanità, oppure guardate il cornicione del tetto, come ci ricordo le architetture di un tempo. D'altra parte, vedete ad esempio, mancano i capitelli, ossia tutto è risolto in dei profili così secchi, così nitidi, che invece richiamano a un'idea quasi razionalistica. Ecco, è proprio un lavoro che gioca tra passato, che dà l'identità storica, no? Che dà le radici, e a partire proprio da questo passato la capacità di protendersi verso il futuro. C'è un po' una concezione di una storicità circolare, dove i vari tempi si ritrovano in questa identità, per certi versi epica. Vi capite bene però questa idea di un'identità, di una storicità quasi metastorica, appartiene a quel momento storico lì, è espressione ideologica di un momento molto preciso, di una ricerca appunto di un'identità per la nazione. L'ideologia la si vede, fermo restando che è un capolavoro, secondo me, è un capolavoro proprio non solo nella purezza delle forme, ma anche nell'interpretare questa ideologia. Perché in questo cortile Fagioli costruisce una gabbia geometrica solidissima, assolutamente coesa, basata sull'asse di simmetria e in qualche modo sull'esaltazione del centro. E pensate dal punto di vista ideologico cosa vuol dire, a cosa corrisponde in quell'epoca l'esaltazione del centro. È il classico dispositivo, ossia una costruzione, no? Che ti entra nella testa per certi versi e ti porta appunto ad affermare la solidità del centro. Sapete, le commissioni di quel periodo vedono gli architetti poi all'opera con gli scultori, e vedete appunto questo bassorilievo che suggella in qualche modo la chiusura di questo quadrato, di questo vano così geometrico, e la chiusura con la riaffermazione del centro. In questo rilievo, vedete, c'è una colonna che fa proprio da asse di simmetria, attorno a cui si dispongono queste figure di soldate dall'impostazione molto, molto classicista. Per me, allora, cambio, ecco, e qui è l'immagine di come la vediamo oggi.
È molto importante anche notare, anche leggere che cosa è scritto, perché ancora una volta è una riaffermazione di tutto questo ambiente completo della sua decorazione scultorea come proprio dispositivo per imporre un'idea di storicità ciclica. Hic vivunt, hic vigent, hic renovantur, in evum tot bellorum anime, ossia qui vivono, qui vegetano, qui fioriscono, qui si rinnovano in eterno, in evum, tutte le anime di tante guerre. È un riferimento, le anime di tante guerre sono un riferimento al contributo di soldati offerto dagli studenti del nostro Ateneo in momenti, appunto, in momenti topici per l'affermazione di questa identità. Allora, oggi è stato tolto, no? Fa parte un po' non è successo questo in tempo recente, ma su questa colonna, che è un po' una sorta di stele anche, c'erano 4 date che vediamo nella foto d'epoca che vi ho mostrato prima. Le vediamo appena. La prima è 1848. E questa va benissimo, questa data non sarebbe stata da togliere, ossia le guerre di indipendenza, il momento in cui il Pedrocchi diventa un centro così importante proprio per l'insurrezione contro gli Asburgo. Poi 1918, va bene, la Grande Guerra, e poi ecco le date che hanno messo per l'imbarazzo, tanto che sono state tolte. 1922, quindi l'Ateneo dà il suo contributo alla marcia su Roma, e 1936, guerra d'Etiopia. Quindi alla fine queste date non le possiamo più vedere. Capite? Si tratta però appunto di un qualcosa che appartiene a quell'epoca. Guardiamo quest'altra immagine dove si vede proprio chiaramente come il rilievo si integri nell'architettura in questa affermazione di questa simmetria, centralità che abbiamo detto essere assolutamente un modo per visualizzare una concezione del mondo, una concezione dello Stato perlomeno. Il centro, tra l'altro, è riaffermato, proprio il centro prospettico, da questa Minerva, detta anche Vittoria, che è, eccola qui, la vedete da vicino, una scultura di Paolo Boldrin, uno scultore padovano, che ha avuto molte commissioni all'epoca, girando per la città o per Abano, la statua di Colombo è sua. Ecco, ci sono molti lavori che risalgono a Paolo Boldrin, che tra l'altro era il nonno del proprietario del 23 dischi. Se siete padovani sapete bene a cosa mi riferisco. E vedete anche qui, no, troviamo la vittoria, quindi troviamo un riferimento che fa parte, no, che si integra perfettamente, che è assolutamente coeso, fa sistema con tutto quanto vi sto illustrando. Siamo nel 42. A dire la verità, questa vittoria non era prevista per questo spazio prospettico in fondo, ma per il cosiddetto atrio degli eroi, che è l'ingresso del Bo. Doveva stare di fronte a dove alla parte sinistra avete la scala del sapere, che tra un po' tra l'altro vediamo. Passiamo, ecco, vi illustro, è necessario per il nostro discorso andare a raccogliere altri elementi qui. Questo lo riconoscete, Piazza Capitaniato, con il Liviano che sapete è un'architettura, un capolavoro di Gioponti, di un altro capolavoro di quel periodo, ancora una volta un progetto che vince il suo concorso nel 1934, sempre sotto il rettorato di Anti. Entriamo, mi interessa questa volta entrare nel Liviano e vedere la sua decorazione. Tralasciamo il magnifico Tito Livio di Arturo Martini e vi faccio considerare i dipinti murali di Massimo Campigli.
Quindi vediamo prima questo grande e poi vediamo questo piccolo. Mi interessa mostrarvi, vi leggo anche cosa dice lo stesso Martini del suo soggetto. Dice, scusate, non Martini, Massimo Campigli. Allora dice, ho preferito trattare l'archeologia come fonte di conoscenze storiche e artistiche e di pensiero politico. Allora, il Liviano, quindi sede di lettere, il rettore, no? Chi dà le commissioni è un archeologo, e il soggetto di Campigli è la stessa archeologia. Ma guardate come la concretizza. Il mio affresco rappresenta infatti una idealizzazione del sottosuolo d'Italia, materiato di cose antiche. Vedete che in effetti noi stiamo vedendo come una sezione e possiamo sbirciare il sottosuolo, no? La parte sotto dove stanno invece queste figure che stanno sopra. Quindi una idealizzazione del sottosuolo d'Italia, materiato di cose antiche, ad esempio qui, opere d'arte, ecco, e qui vedete questi busti. E poi cosa c'è sotto il nostro suolo? Monumenti e anche combattenti accatastati. Pensate che idea drammatica, ma anche alta, pensare che sotto i nostri piedi in fondo ci sono ancora i combattenti di leggendarie battaglie dell'antichità. Gli archeologi scavano, eccoli qua, questi sono gli archeologi che si sono insinuati, no? Hanno risalito gli strati del nostro terreno e stanno scavando, stanno scoprendo. E scavano, trovano oggetti e libri. Tito Livio in persona ne sembra uscito, eccolo qua, Tito Livio che è uscito dal sottosuolo e gli istruisce una classe di studenti moderni. Degli operai, e siamo qui, degli operai rimettono in piedi le colonne di una città morta. Una folla popolana assiste alla erezione di una colonna istoriata. Capite? C'è sempre questa idea del tempo che non passa in fondo, del passato che si proietta nel futuro e che offre le fondamenta. E poi importantissima questa idea della stratificazione, no? Dell'oggi che poggia su una serie di strati sottostanti e che hanno sofferto, no? Cioè, addirittura i morti. Poi vediamo ancora, un poeta ne trae ispirazione. E adesso passiamo, scusate, il poeta è questo, eccolo qua, il poeta che trae ispirazione. Fanciulli giocano tra le rovine a indicare la nostra familiarità col passato. Passiamo nella parete minore, sempre dell'atrio del Liviano, e guardate, anche questo è estremamente significativo, tra l'altro forme che raggiungono nella parte alta un carattere pulito, modernissimo, sembra quasi di vedere Mondrian, no? sul mondo sul quale salgono gli operai, e la parte bassa, questa stratificazione. Sentite, allora, degli sterratori mettono a nudo fondamenta romane. Su di esse viene costruito un edificio moderno in cemento. Guardate proprio la continuità tra passato e futuro, perché è un presente che si proietta nel futuro, quindi tecniche nuove, razionalistiche, dalla colonna al pilastro di cemento armato. Ecco, questa è l'identità che viene costruita allora. Abbiamo visto Martini nell'atrio del Liviano, ma non, per questo lo lasciamo perdere, il Tito Livio, e passiamo invece, rimaniamo a Martini, però il Martini del dopoguerra. Ovviamente Anti non c'è più dal 1943, è troppo compromesso con il regime, adesso tocca Concetto Marchesi, che è stato, tra l'altro, è stato il grande latinista che ha formulato lui quella scritta che abbiamo visto il sottorilievo, questa qui, hic vivunt, eccetera. Questa è la scritta, l'ha formulata Marchesi.
Comunque lo ritroviamo come grande antifascista in uscita dalla guerra. Martini, di Martini, questa è la Scala del sapere di Gio Ponti, aiutato da Fulvio Pendini e Giovanni Dandolo. Poi Pendini lo troviamo, Gio Ponti è un grande architetto, però ha anche un'anima da pittore, però ha bisogno di aiuti. Sembra che anche la figlia di Gio Ponti salga sui ponteggi per questa grande realizzazione della Scala del sapere, che adesso non voglio parlare di questo in particolare, ma rappresenta il percorso dello studente attraverso tutte le varie discipline fino al culmine. Ma in realtà il culmine è un vecchio che ancora ha a che fare con i libri e dice ancora imparo, ancora non si è finito di imparare. Comunque, la scultura di Martini che mi interessa mostrarvi è il Palinuro, il 46-47, è considerata l'ultima statua del grande Martini. E il riferimento, Palinuro, è il mitico timoniere di Enea, morto dopo questo viaggio, no? Anche Enea fa una sorta di Odissea, e Palinuro, il timoniere, muore proprio quando è già in vista dell'Italia, quindi è lì per arrivare, perché questo viaggio abbia finalmente fine, e Palinuro proprio in quel momento trova morte. Ed è in fondo è un paragone tra il personaggio della mitologia e Primo Visentin, che era stato un comandante partigiano laureato a Padova, che è caduto quando ormai la liberazione era cosa concreta. Ancora i combattimenti non erano del tutto finiti, e muore proprio in un'occasione proprio estrema, sembrava ormai fatta. E quindi c'è questo paragone tra Palinuro, vedete, con lo sguardo verso la meta, e lo stesso Primo Visentino. Vi citavo che Gio Ponti si fa aiutare anche da Fulvio Pendini, che è un giovane artista all'epoca. Vedete, nel 1907 ci sono anche artisti padovani, accanto ai grandissimi che vengono coinvolti per la decorazione del Bo da Gio Ponti. L'interno di Liceo del Bo è diretto nella sua decorazione da Gio Ponti, e tra i giovani appunto vediamo anche Fulvio Pendini. Qui però siamo oltre appunto la guerra, siamo già nel 1952, e avete presente il porticato del Bo che dà già su via San Francesco. In quel porticato i padovani lo chiamiamo come il Canton del Gallo. Ecco, al Canton del Gallo c'è un portico monumentale gigante, e poi il portico si abbassa, e quindi c'è un intervallo, una parete di intervallo che porta giù la volta del portico, sul quale è stato commissionato un dipinto, un affresco a Fulvio Pendini, ed è questo. Spesso non lo si nota, forse un po' in penombra, ma è assolutamente da vedere, interessantissimo. Sapete, Pendini ha questa caratteristica di aver raffigurato in continuazione la città di Padova, con grande libertà. Infatti i suoi monumenti non seguono la collocazione esatta, però è assolutamente affascinante ritrovare questa Padova redatta in questa pittura candida, come è stata definita. E in più, comunque, vediamo qui, è stato, vedete, la città del pensiero, Padova è eletta città del pensiero. Qui riconosciamo Palazzo della Ragione, ecco, poi non sono esattamente in ordine, si nota molta acqua, ecco. Viene evidenziato il carattere di Padova, città d'acqua, che forse era il Canto del Cigno, perché da lì a poco, ad esempio, viene interrato il corso dei ponti, i ponti romani non sono più sopra un fiume. E ecco, poi qui c'è il Santo, ecco Prato della Valle,
qui dovrebbe essere la parte forse degli ospedali, e qui invece le nuove costruzioni proprio dell'università dalle parti del Piovego, via Marzolo, tutta quella parte lì. E quindi è il portello, visto in onore del portello segreto, eccolo qui, e c'è il portello con magari proprio qualche sede che voi conoscete molto bene. E in primo piano, notate, ci sono i simboli del Bo, il gallo, siamo al cantone del gallo, e poi ci sono vari simboli che credo richiamino le discipline, no? Dalla chimica, riconosco qui un alambicco, e poi bisognerebbe stare lì a vedere. Ecco, anche questa è una commessa significativa dell'Università di Padova, così rivolta, no, alla rappresentazione della stessa città, come appunto città del pensiero. Con Pendini usciamo un attimo da una sede propriamente universitaria, ma rimaniamo sempre in un luogo del sapere, in uno dei luoghi del sapere per eccellenza, ossia adesso non c'è più, ma la libreria Draghi. La libreria Draghi, che era in corso Cavour, in via Cavour, dall'800, e in quel periodo, quindi tra gli anni 50 e gli anni 70, fiorisce grazie alla direzione di Giuseppe Randi, che era il librario di Draghi, che aveva ereditato la libreria Draghi. Randi incarica Fulvio Pendini di fare le sue solite vedute di Padova, quindi la Padova che viene dipinta sulle pareti di Padova, capite? Viene incaricato di fare queste vedute di Padova con riferimenti alla libreria Draghi. E ce n'è queste due, le prime a sinistra, in Galleria Santa Lucia, ossia la galleria che collega la via Santa Lucia con la chiesa di Santa Lucia e San Rocco, e l'oratorio di San Rocco, e le riconoscete qui, questa è Santa Lucia e questa è San Rocco, con via Sant'Andrea, con la chiesa di Sant'Andrea, eccola qua, quella che ha di fronte la gatta, quella che era stata abbattuta da un camion qualche anno fa. E poi riconoscete varie cose, ad esempio riconoscete la Torre del Bo, sia qui che qui, poi la vediamo anche qui, a sottolineare la relazione che c'è tra l'università, tra il BOT, quindi tra il luogo per eccellenza della cultura e del sapere, e la libreria, che però, capite, è un punto di incontro della vita universitaria. Ecco, questa è una pagina di Padova che non dovrebbe andare persa. Ci sono ancora sul posto questi affreschi di Pendini, che valgono sia in quanto opera di questo artista, ma sia proprio perché è un pezzo di storia di Padova che questi affreschi testimoniano, e quindi bisognerebbe assolutamente avere riguardo, bisognerebbe fare di tutto per preservarli. Stanno bene come conservazione questi due, proprio perché sono in galleria, mentre più esposto alle intemperie quello che dà su via Cavour, che per carità è sotto un porticato, però è aperto, quindi probabilmente sente più umido, ed è questo che infatti si legge un po' a fatica. E poi è anche assediato da cavi, scatole di contatori, insomma da elementi che non dovrebbero disturbare un dipinto di questo tipo. Vedete comunque la presenza della città di Padova, dell'università, delle chiese, e in primo piano i draghi, i riferimenti ai draghi. Ci sono questi draghi che volano, uno qui, e c'è anche questa scritta, faccio un po' fatica, Omnia illustramus flammis, tutto chiariamo, rendiamo chiaro con le fiamme, che è appunto un riferimento alla libreria. E poi vedete ci sono libri in primo piano, poi un mappamondo, la clessidra, una sfera armillaria di qua. Guardate che interessante questa chiocciola, ed è qui perché nella libreria Draghi, appunto un luogo di incontro, di cultura, c'era anche una galleria d'arte.
e si accedeva a questa galleria d'arte attraverso una scala a chiocciola da una sala della libreria, per cui è stata chiamata la Galleria La Chiocciola. Quindi questo è molto importante, vedete c'è davvero un pezzo di padre nella nostra storia in questi affreschi. Tra parentesi, queste immagini che vi sto mostrando io le ho ricavate da internet. Allora, quelle precedenti, soprattutto dal sito dell'Ateneo di UniPD, che quindi ringrazio e riconosciamo a loro i crediti. Queste invece sono fotografie presenti in un sito bellissimo che si chiama Padova Decorata. Se voi scrivete così nel motore di ricerca, Padova Decorata, subito vi arriva questo sito e tratta proprio dei dipinti o dei rilievi scultorei integrati all'architettura del Novecento a Padova, con tanto di mappa, divisi per artisti, che permettono in qualche modo di vivere, di fare dei percorsi nella nostra città come se fosse un museo di pittura e di scultura, oltre che di architettura, perché appunto si tratta di sculture e pitture integrate con l'architettura e visibili gratuitamente passeggiando per le strade della città. È una cosa che in genere non si può fare perché non ci sono i cartellini sotto questi dipinti. Grazie a questo sito si può fare l'integrazione, quindi assolutamente ve lo consiglio. E lo ringrazio appunto perché ho potuto scaricare da lì le immagini che ho montato nel mio PDF. Ma andiamo avanti. E torniamo, ecco, adesso facciamo l'ultimo salto temporale, torniamo nel cortile Littorio, che però ormai non si chiama più così, ma è ormai il cortile nuovo, e lo consideriamo proprio in quanto sede del lavoro di Cunellis. Allora, è stata incaricata una commissione nel 1994 di individuare un artista per fargli fare un monumento finanziato dallo Stato all'epoca. Ci sono 100 milioni di lire a disposizione per questo progetto, ed è un monumento in vista dei 50 anni dalla liberazione, 45-95. Nel 94 l'Università di Padova si mobilita. Siamo questa volta sotto il rettorato di Gilberto Muraro e c'è una commissione diretta da Arturo Borsatti, che è presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia all'epoca, come storici, poi ci sono altri rappresentanti dei corsi di laurea. Come storico dell'arte c'è Alessandro Ballarin, che insegna storia dell'arte moderna, che però non è contemporanea, perché sapete la moderna arriva a Tiepolo, e quindi viene consultato come specialista di contemporaneo Pier Giovanni Castagnoli, che all'epoca insegna a Padova storia dell'arte contemporanea. Pensate che la commissione, come primo artista, individua uno spagnolo, Edoardo Cellida, e scrive chiedendo se è disponibile per questo incarico. E Cellida dice no, grazie, ho troppo da fare. Poi, a dire la verità, un monumento di questo tipo a fine Novecento fa davvero tremare le vene e i polsi, nel senso che ormai la mentalità è completamente cambiata, come vedremo in Cunellis. L'idea stessa di monumento, che è perfetto, proprio come è esattamente quello che risulta dal dispositivo degli anni 30, inizio 40, che vi ho illustrato. Quello è il monumento, l'eternare in evum, no? Eternare la memoria, creare questa circolarità storica per cui la storia non passa mai, ma continuamente si riafferma
no? Trova vigore da se stessa. Ebbene, questa è una cosa che è più ostica. Per l'oggi si parla di antimonumento, di post-monumento, sono titoli che ad esempio di mostre che hanno fatto un po' il punto su questa situazione. Rifiutato Cilghida, viene fatta l'offerta a Iannis Kounellis, artista greco nato ad El Pireo, però a 20 anni lui si è trasferito in Italia e ha trovato in Italia, in particolare a Roma, la propria patria, diciamo, ormai è un artista da identificare come artista italiano. Kounellis accetta e allora riconosco davvero che questa commissione è stata davvero di ampie vedute, perché ha accettato un progetto che fino in fondo e fin dall'inizio si è proposto come antimonumento. Quindi ha proposto di inserire se stesso, Kounellis ha proposto di inserire all'interno di uno spazio concepito come il dispositivo della monumentalità, ha proposto di inserire un antimonumento, di creare uno squarcio nelle corrispondenze geometriche, tutte così impostate sul centro e sulla simmetria, che reggevano il cortile nuovo. Provate proprio a pensare l'ingresso a questo quadrato, a questo cortile, appunto, è accompagnato proprio dalla visione immediata, frontale, centrica, del rilievo di Attilio Sella, come della scultura di Boldrin. Kounellis lì per lì non si vede, lui gioca di contraddizione. Se lo spazio è tutto sul centro, io oppongo qualcosa che è all'angolo, che è tutto sbilanciato, che non si vede subito. E pensate, monumento alla resistenza e alla liberazione. La resistenza parte già a livello formale, a livello di contrasto di questo dispositivo architettonico. E quando lo vediamo, Kounellis? Quando, essendo già ormai dentro il cortile, ci giriamo, forse per tornare fuori, e allora cogliamo che sotto il porticato, nell'angolo a sinistra, si vede una strana catasta di colore bruno, di colore ruggine, e che poi sopra si spiana in una sezione di colore grigio slavato. Sembrano lavori in corso, sembra uno squarcio, davvero, sembra un graffio all'interno invece di questa architettura metafisica, adamantina. Da lontano, quindi non solo è sbilanciato, non solo inserisce prepotente la simmetria, la asimmetria in questo spazio, ma nega anche la visuale prospettica, nel senso che se lo vediamo da lontano, il lavoro di Kounellis, potete constatare, è coperto dall'arcata e dal lampadario. Per vederlo, allora bisogna andare sotto, oltrepassare questa soglia, però a quel punto si è troppo vicini, scusate, vado già qui, per vedere l'insieme. Quindi non è un lavoro che possa essere risolto visivamente con il colpo d'occhio. Bisogna essere così vicini da poter percepire solo il dettaglio. Ma questa è la fruizione giusta per un lavoro che è fatto letteralmente di frammenti. Cosa sono questi? Di che materiale è questo lavoro? Sono assi di legno che Kounellis ha raccolto nella periferia di Padova. Sono rifiuti sostanzialmente, sono assi di legno vecchio che sono state raccolte e accatastate, messe assieme a creare questa stratificazione che sembra un miracolo che si regga in piedi. Capite? C'è una prima parte in cui i materiali sono particolarmente sofferti, tormentati, spaccati, scheggiati, e una seconda parte dove appunto le assi sono più spianate, segnate dal tempo, ma non sono
rotte come quelle della parte sotto. Interessante, vedete qui la lapide che sta qui, questa piccola, discreta lapide che recita alla fede civile e all'azione di Concetto Marchesi, Egidio Meneghetti, Ezio Franceschini e di quanti nell'università seppero unire diversi ideali e culture in concorde lotta di popolo per riconquistare all'Italia la libertà. E Resistenza e liberazione è il nome con cui poi questo lavoro è conosciuto. I due settori direi che vanno intesi proprio come, da una parte, la parte appunto che più ha i segni delle ferite, no, del tempo, è la resistenza. Questa barricata indecorosa, diciamo. Che cos'è la resistenza? È questo cumulo di sofferenze, no? di usura, di spaccature, che pare impossibile, però è su di essa che si regge la liberazione. La liberazione che, appunto, sembra anch'essa un miracolo che possa trattenersi, no? Essere salda. E ci dà quasi l'idea che la storia, qui altro che storia circolarità, eh, metafisica, un qualcosa che continuamente si riafferma e ritrova vigore in evum. Questa è una storia del precario, è una storia fatta di dramma, che letteralmente posa sul dramma, sulla sofferenza, sull'esistenza. E è una storia che nell'affermare i valori, che sono l'idea di liberazione, richiede continuamente, no? Come queste assi devono continuamente tenersi insieme, così è una storia che pretende che ogni giorno scegliamo questi valori e allora si tiene su questa parete così precaria, così pericolante, così improbabile. Bisogna che si tenga su perché ogni momento scegliamo di mantenerla in piedi. E infatti qui, prima si parlava di restauri, ecco, infatti anche qui c'è stato un restauro di grande, un paio d'anni fa, Valentina Piovano, il nome della restauratrice, ha fatto un lavoro esemplare perché ha dovuto lavorare su una degradazione di questa parete, di questa impalcatura, che parte già vecchia in partenza, già pericolante in partenza. Quindi si trattava di togliere il degrado o l'ulteriore deterioramento dei materiali sopravvenuto nel corso degli anni, riportando a quel cattivo stato, era già un cattivo stato del lavoro nel 1995, quindi bisognava riportare da capo, da principio, perché sono materiali, capite, vivi, sono materiali, il legno vive, il legno continuamente si deperisce, soprattutto perché è un legno vecchio, non è il marmo, non è la pietra che circonda questo lavoro, no? Non è il monumento di marmo, di pietra, è un monumento di legno vecchio, è un controsenso, ed è esattamente il controsenso, la contraddizione rispetto allo spazio sul quale sta lavorando Cunellis. Capite? La sua resistenza è rispetto all'idea stessa di monumento. E quindi è un lavoro che bisognerà vedere quanto potrà rimanere. Bisognerà intervenire ancora con restauri, capite? Riportando sempre all'originario cattivo stato e non all'originario buono stato. In più, sapete cosa è successo? Ecco, poi altre cose da dire. Allora, innanzitutto, con Ellis ci sono i bozzetti, cioè gli studi, i progetti per questo lavoro, e chiaramente lui lo scrive, e questo, il suo antimonumento, vuole richiamare questa cosa che Ellis, quando è arrivato per
per iniziare il suo progetto, è stato portato in visita al Bo e rimane affascinato proprio dalla cattedra di Galileo, che è proprio lì vicino all'interno del Bo. Queste assi, no? Queste assi così antiche, e così, quando pensate che figura di dramma è Galileo, no? La storia come dramma, non la storia pacificata, idealizzata, è quella che interessa a Cunellis. Ma non si tratta solo del grande uomo, del Galileo, del nume del nostro Ateneo, ma in fondo guardare da vicino questi oggetti di legno, queste tavoli, è un po' un richiamo alla domesticità di tutti noi, ai vecchi mobili di legno, a vecchie cose che sono appartenute alle nostre case. Io trovo bellissimo il commento di un bambino che ha pubblicato Roberto Pittarello, quello straordinario pedagogo che abbiamo nel nostro territorio, ha fatto un lavoro di fronte a Cunellis con i bambini e ha riportato i vari commenti. Allora un bambino dice: ecco, ma io questa tavola di legno la riconosco perché era a casa di mia nonna. È bellissimo, perché è esattamente quello che dice Cunellis. In fondo la resistenza e la liberazione siamo noi, sono tutte le nostre cose, sono tutti i nostri sforzi, è la nostra esistenza che la fa. Il monumento non è all'individualità eccezionale, ma è un monumento in qualche modo collettivo. Altra cosa, notate la bandiera a proposito di antimonumentalità. Il tricolore ce lo immaginiamo posto in un luogo che prende la luce del sole e che soprattutto prende il vento, che lo anima, che lo fa appunto, lo fa agitarsi e mostrare appunto i colori. Quello è il tricolore celebrativo. Questo tricolore nessuno di noi credo l'abbia mai visto muoversi, è sempre afflosciato e diventa un segno di colore, diciamo una freccia, un vettore a indicare la direzione di lettura, no? Il tempo passa dal basso verso l'alto e questa è la nostra direzione, l'ordine di lettura è questo. Quindi anche pure la bandiera diventa questo elemento assolutamente antimonumentale. Per finire, per poi lasciare spazio ai vostri interventi, ho ancora una cosa guardate questa immagine, ed è un dettaglio di questa barricata di assi, la parte della resistenza, e vi ricordate, forse qualcuno di voi l'aveva visto, subito, tra i vari enormi problemi di conservazione di questo lavoro, c'è stato pure che i piccioni hanno ben visto che negli anfratti tra queste tavoli poteva essere il luogo perfetto per fare il nido, capite? Così questo lavoro è iniziato per un certo periodo a essere abitato dai piccioni. Ovviamente l'Ateneo non poteva permetterlo, tra l'altro all'epoca avevano messo una retina, dei fili, insomma, addirittura però dentro lo stesso lavoro, che giustamente sono stati eliminati. Adesso i piccioni non ci sono più perché sopra il cortile nuovo c'è una rete che impedisce l'arrivo degli uccelli. All'epoca invece c'è stato un periodo in cui i piccioni facevano il nido in Cunellis. A me in realtà piace pensare che Cunellis, magari segretamente, questa cosa l'avesse prevista. Perché se ci pensate, Cunellis è proprio l'artista che si è fatto conoscere ed è un pochino identificato per l'uso di animali vivi. Nel 69 a Roma espone in galleria dei cavalli vivi, esponendo lo scandalo della vita, no? Dell'imprevedibilità della vita animale, poi l'anarchia dell'animale all'interno di uno spazio dell'arte. Ma più vicina a questa cosa,
ha esposto un pappagallo nel 67 e nel 67 espone anche delle gabbie piene di canarini che cinguettano nella mostra. Quindi ha esposto gli uccelli. In questo caso pensate che nell'affermazione della libertà, della liberazione, Cunellis in qualche modo a un certo punto trova la possibilità di inserire gli animali che volano e che in maniera del tutto anarchica si annidano tra queste tavole e magari volano fuori, è un risultato straordinario, non è ammissibile, per carità, perché capite che degrado subisce l'opera dei Piccioni, però è anche se fosse davvero l'avuta per Cunellis, è una delle massime cose che ha potuto pensare. E insomma, diciamo che ha avuto per tutta la vita un'amicizia particolare con gli animali, per cui magari se non l'ha pensato lui, sono stati gli animali a dargli questa degna conclusione al lavoro. E insomma, scrutare, no, queste piaghe della resistenza e trovare, no, che proprio nel buco più nero cova la vita, cova un animale, insomma io lo trovo un pensiero bellissimo. E con questo ho finito e adesso insomma vediamo se ci sono interventi da parte vostra. Grazie professor Bartorelli, è stato molto interessante entrare tra l'altro in quest'opera, grazie alle sue parole, e coglierne alcuni aspetti, perché effettivamente noi padovani già entriamo non facilmente all'interno del Cortile Nuovo, bisogna andarci in visita guidata, è difficile che un padovano passi all'interno se non ha frequentato l'università o non ci va in visita. Tra l'altro segnalo che ultimamente l'università si è aperta molto alle visite anche del BO, e questa è una bellissima cosa, si possono vedere anche spazi che prima non erano facilmente visitabili, e quindi consiglio a tutti di avvicinarsi a quest'opera che a me è sempre molto affascinato. Abbiamo portato spesso anche i nostri soci a vederla da vicino, perché come lei diceva deve essere vissuta un po', apprezzata da vicino, e c'è questa prendersi un po' cura, di cui abbiamo capito insomma la necessità dell'opera, che la rende interattiva quasi, perché periodicamente bisogna aiutarla a sopravvivere, altrimenti la perderemo prima o poi, insomma. C'è il dottor Callegari, Marco Callegari, che fa una domanda. A Padova non c'è ancora un museo, è nella chat, lo sto leggendo dalla chat, o una galleria pubblica dedicata all'arte contemporanea. Ritiene sia fattibile in un futuro non lontanissimo che si riesca a realizzare un luogo pensato e destinato appositamente a tale scopo? Spererei proprio di sì. L'assessore Andrea Colasio ci sta un po' rincuorando tutti, nel senso c'è questo progetto di museo d'arte contemporanea al Castello, in piazza Castello, in quello che era, quello che rimane del Castello Carraresi, ma rimane tantissimo. Quindi Colasio ha questo progetto fantastico di un museo lì, è che non è una cosa immediata, no? Ci vuole tanto Certo, lavoro per chissà che prima o poi arrivi, e se non sia un castello in aria, ma che sia un castello che a un certo punto si realizza e diventa quel museo di arte contemporanea a Padova di cui abbiamo bisogno. Pensate che ci sono delle importantissime collezioni di arte contemporanea ai musei civici agli Eremitani, che però non sono esposte, non hanno trovato, o se no solo parzialmente, qualche volta hanno la possibilità di essere viste. sì, Pensate, a proposito dell'occhio in gioco, che sì. Padova è stata la città del gruppo N nel secondo Novecento, quindi c'è assoluto bisogno di un museo d'arte contemporanea della città. Cosa ci può dire, dice Antonio, cosa ci può dire della street art a Padova, visto Sì, che è molto, come dire, un argomento sentito più che altro perché la street molto, art no? sta rigenerando
Sì. la città, soprattutto nelle sue periferie. Ecco, è molto sentito giustamente perché in effetti è una forma d'arte di enorme fascino. Posso raccontare sempre a proposito di commissioni dell'università, non del Novecento, ma dell'anno scorso, che Sì? l'università ha partecipato alla Biennale della Street Art, però con un progetto suo, nel senso che abbiamo detto Padova, abbiamo fatto il nostro compito, in qualche modo di storici, anche su una cosa così attuale, però c'era il margine per essere un po' storici. Abbiamo detto Padova è stata un centro importantissimo, più che per la street art, per il writing, ossia quelli che non fanno tanto le figure, ma lavorano sulla lettera, in Mh-mh. particolare sulla firma del proprio nome, che è il primo modo in cui nasce il writing, l'universo dei graffiti, ossia appropriarsi della città, del proprio quartiere, e allo stesso tempo riconoscersi in esso. Quindi Padova è uno proprio dei primi centri in cui si inizia a praticare il writing assieme a altre discipline hip hop che vengono appunto dagli Stati Uniti, da New York, dal Bronx in particolare, con la scuola, c'è proprio una scuola, una crew, un gruppo di giovani che si trovano, le chiamavano le banche. Avete presente ad angolo di via Trieste e via Goito ci sono quegli edifici che erano la sede dirigenziale di Anton Veneta o della Banca Certo. Italiana all'epoca, Sì. quelle che ricordavano un po' piccolo, uno scorcio americano, nel senso che sono edifici con acciaio, vetro, a specchio, e lì, negli spazi ai piedi di quegli edifici, si erano insediati questi ragazzi che facevano skate, suonavano il rap e hanno iniziato a dipingere, a fare pezzi, quindi pezzi a partire dalla propria firma, la cui scrittura veniva sempre più raffinata, sempre più elaborata, fino a diventare un segno quasi illeggibile, se non da chi ha il codice di riconoscere il lavoro, no? Di istoriazione delle lettere, si diceva ai tempi dei capoversi dei manoscritti. In questa scuola, appunto, in questa scuola, questa crew si chiama EAD, e vede come appunto esponenti, siamo nel 91, Joyce, che poi è diventato famosissimo, ha queste forme molto rigide, molto tridimensionali. Padova si è proprio caratterizzata come un centro in cui si è elaborato benissimo un linguaggio della lettera tridimensionale. Mm? Poi all'epoca c'era anche Kenny Random, prima di diventare così figurativo. Poi c'era Made, c'era Boogie, c'era Zagor, e poi arrivano dei più giovani che sono Yama e Pita, che sì, favolosi, in questo movimento non squadrato ma curvilineo, assolutamente 3D, che quasi modifica le strutture sulle quali va a posarsi. Comunque abbiamo preso atto di questa situazione che risaliva a più di 30 anni fa, e abbiamo pensato che in fondo però questi padovani noi li conosciamo perché li abbiamo visti tante volte, ma i lavori sono sempre effimeri, perché poi sono su pareti magari che poi vengono abbattute o qualcuno li cancella. Allora, come università abbiamo partecipato alla Biennale dando delle pareti che resteranno intanto a due di questi artisti, ossia Yama e Pete, e poi il progetto è di continuare seguendo il ritmo delle biennali con prima o poi coinvolgendoli tutti in edifici universitari, ovviamente ben pensati, non come nel passato che c'era stato un errore imbarazzante per cui era stato dato un edificio che era importantissimo di per sé, perché di Gino Valle. E quindi il progetto adesso è quello di seguire e in qualche modo storicizzare, tenerli per sempre. Vedete, c'è sempre il conflitto tra l'artista che magari pensa a una situazione in fieri
evolutiva come la vita e l'esigenza invece di preservarla. Grazie. Grazie professor Martorelli e Grazie a grazie per la lei, sua grazie a tutti disponibilità. per la pazienza insomma e No, spero assolutamente, è alla stato un prossima. piacere. Alla prossima. Arrivederci a tutti, buona serata.